Siamo a Pasqua, chissà che sia una bella sorpresa. Sorride felice, ma poi usa il condizionale padre Oliviero Svanera. L'annuncio della possibile visita di Papa Francesco ha riempito di gioia tutta la città, in primis i frati del Santo, visto che proprio la Basilica potrebbe essere uno dei luoghi visitati dal Pontefice insieme al carcere Due Palazzi. Noi crediamo che questa sia anche una possibilità oggettiva e quindi ci auguriamo che sia così. Credo che ci siano effettivamente tutta una serie di elementi che portano il Papa ad avere una simpatia per Padova. Sicuramente la devozione popolare verso Sant'Antonio in Argentina, come in tante altre parti del mondo. Sant'Antonio è un santo molto amato dai pontefici. Lo stesso Karol Wojtyla, ultimo papa ad essere venuto a Padova nel 1982, andò a pregare sulla tomba del taumaturgo e ricordando come ogni chiesa del mondo conservi sempre un'effigie del santo. Poi, se Francesco venisse in città nel 2020, ricorrerebbe anche un anniversario importante del cammino di vocazione di Sant'Antonio. Sarebbe interessante il fatto che in quest'anno, quello del 2020, c'è il centenario della vocazione di Sant'Antonio, ecco, che da agostiniano si fa frate, quindi avrebbe anche un riferimento particolare per noi frati e per lo stesso messaggio di Antonio, che ha sentito in San Francesco una particolare attrazione proprio nel vedere questi fraticelli che andavano ad annunciare il Vangelo. In quel caso andavano in Marocco, poi furono anche martirizzati, quindi sappiamo che il Papa ha preso il nome di Francesco proprio così, suggestionato, colpito dal messaggio francescano. I frati dunque lo aspettano a braccia aperte. Noi speriamo che possa essere qui e possa pregare sulla tomba del Santo. Del resto il suo ministero ha bisogno anche dell'intercessione potente come quella di Sant'Antonio.